Arrivano a Palazzo Piloni alla Spicciolata i sindaci bellunesi chiamati entro settembre a ricomporre il governo dell'amministrazione provinciale. Vecchie e nuove conoscenze nel quadro istituzionale bellunese, ma tutti sono consapevoli di essere protagonisti di un cambiamento storico. La preoccupazione non manca e c'è un obiettivo. Una provincia assolutamente dotata di forte autonomia, una provincia non bellunocentrica, una provincia che sia al servizio del territorio, soprattutto di quello più periferico. Se si deve avere una provincia, questa provincia deve essere un trampolino di lancio per i territori, non deve essere un inutile carrozzone, una ripetizione di cose già viste, deve essere qualcosa di nuovo. Vorrei una provincia con risorse economiche, una provincia che possa quindi fare fronte alle esigenze dei cittadini della provincia intesa come unità, e per farlo finalmente con delle risorse. L'obiettivo è che non sia accentratrice dal punto di vista dei servizi che ha, ma che possa essere un servizio sul territorio per determinate competenze, insomma potrebbero essere quelle che ha adesso con altre. È una provincia che deve essere rappresentativa del territorio, deve poter essere un raccoglitore di informazioni che vengono dai comuni e deve essere un raffronto con i comuni. Spero che con le competenze nuove del governo e le competenze nuove che ci verranno date in base all'articolo 15 dalla Regione si possa avere un ente che supporti veramente il nostro territorio. Sotto il profilo economico l'ente è già stato costretto a una cura dimagrante importante. Colpa dei trasferimenti crollati, le spese dal 2009 al 2013 sono dimezzate, mentre sono cresciute sensibilmente le entrate tributarie ed extratributarie. Insomma, per chiunque sia non sarà una passeggiata.